Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più in collaborazione col SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, quel sindacato a cui io ho dato voce 8 anni or sono, perché appunto secondo me erano dei lavoratori molto oppressi, dei lavoratori che appunto subivano le peggiori prepotenze e il peggiore disinteressamento dello Stato, perché appunto erano una categoria di lavoratori a cui lo Stato dava poca attenzione. Grazie ai cambi di governo che ci sono stati, grazie comunque all'impegno, a questo piccolo impegno di questa radio e di quelli che sono i co-conduttori che con me conducono da più di 8 anni questa trasmissione, questo interesse si è risvegliato un attimino e un po' più d'attenzione appunto è stata riservata a questi lavoratori, donne e uomini che appunto indossano le divise, ma a cui dobbiamo aggiungere anche tutto quelle altre persone che alle galere italiane dedicano la loro attività quotidiana. Mi riferisco a educatori, psicologi, assistenti sociali, cappellani, insomma, che sono quelli che in pratica assieme ai direttori e assieme appunto agli agenti della polizia penitenziaria fanno andare avanti quello che è un mondo, quello carcerario, che ha all'interno 65.000 detenuti e ne hanno poco meno di 40.000 fra appunto chi dei detenuti si occupa. Con me al telefono in questo momento dovrei avere il co-conduttore, quello con le multicariche, e cioè sto parlando di Antonio Fellone, che è segretario generale aggiunto del SINAPPE, che è il secondo sindacato nazionale della categoria, nonché assistente sottosegretario alla giustizia Ostellari, nonché presidente della commissione carceri della Lega. Antonio, è vero, poi mi scordo qualche altra carica, me la vuoi ricordare tu per caso? Ciao Mimmo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, grazie sempre alla regia Natalia, come sempre unica. Mimmo, no, credo che l'hai detto tu, scusatemi se si sente male, io sono in treno. No, invece però si sente benissimo, treno, Antonio, si sente benissimo, si sente forte e chiaro. Non molliamo mai perché siamo sempre sul pezzo, quindi è una cosa ormai che sentiamo nostra questa trasmissione, Mimmo, e quindi l'abbiamo fatta in treno, in auto, in nave, in vacanza, da tutte le parti. È importante essere sempre presenti. Questa è la caratteristica, Antonio Fellone, delle trasmissioni che faccio io, perché quando io cominciai 24 anni fa, la prima trasmissione la feci appunto per strada. L'ho fatta in giro per i mercati, l'ho fatta davanti a Montecitorio, le ho fatte davanti al Senato, l'ho fatta in tutti i posti possibili e immaginabili. L'ho fatta addirittura dall'ospedale dove fu ricoverato in seguito a un grave incidente che io ho subito nel 2010. E nonostante tutto, vedi, siamo ancora qua. Noi siamo sempre qua perché laddove c'è da tutelare i lavoratori, noi ci siamo. Io appunto mi sono legato a te dal punto di vista radiofonico, sindacale, perché appunto sei uno che non molla mai ed è giusto che sia così, insomma, perché è solo così che si vede, poi dopo si viene riconosciuti dai propri simili, o no, Antonio? Sì, no, assolutamente. Ma è questo, come ho detto prima, che ci contraddistingue, no? Certo. Noi siamo diversi rispetto agli altri, per me non esistono vacanze, no? Io però, Antonio Fellone, tu devi precisare, perché mo non ci sta Federico con noi, ma se tu appena ti aveva sentito pronunciare diversi, avrebbe subito preso attaccato con la sua solita pippa sulle diversità. Perciò spieghiamo bene. Assolutamente no, siamo diversi perché non molliamo mai, siamo sempre sul pezzo, non lasciamo mai soli nessuno, perché comunque è il nostro lavoro e lo facciamo con passione, certo, e ci crediamo. Quindi questo secondo me è una caratteristica fondamentale per chi vuole fare, anche per chi ci ascolta magari che volesse intraprendere la carriera di sindacalista o altro, sappiate che ci vuole tanta pazienza, tanto fegato a disposizione e soprattutto tanto tempo, perché comunque le cose o si fanno bene o non si fanno proprio.
Antonio Fellone, persone che Antonio, ci sono tanto persone che fegato. credono in te e hanno fiducia in te, quindi tu l'unico obiettivo che hai è quello di non deluderle. Cioè, Antonio, tanto fegato ci vuole soprattutto a fare un lavoro come il vostro, perché quando tu stai in una sezione con un centinaio circa di detenuti e tu a questi devi badare, e per badare significa che gli devi aprire le porte, gli devi far fare passaggi, una cosa e l'altra, gli devi far consegnare cose varie, lì bisogna avere molta disponibilità, molta attenzione, molta passione, e non è da tutti, insomma. Cioè, assolutamente, Mimmo. Il nostro è un lavoro molto particolare e delicato, ma se fatto bene comunque ti dà anche tante soddisfazioni. Ripeto, ci vuole tanta professionalità e tanto coraggio, perché comunque non è facile, no? Lavorare in un reparto con 60, 70, 80 detenuti, comunque ognuno ha i suoi problemi, personalità diverse, modi di fare diversi, etnie diverse soprattutto, perché la cosa, una delle cose più toste è quella di riuscire a far condividere comunque tante etnie, e non è facile, perché comunque soprattutto negli istituti del nord ti ritrovi comunque reparti dove veramente c'è il mondo nel vero senso della parola, perché parti dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Albania, l'Algeria, Nigeria, è il mondo, veramente il mondo. E non ci scordiamo i rumeni, non è che so da meno, insomma. Rumeni, albanesi, c'è di tutto. Pakistan, veramente guarda, puoi trovare di tutto, non manca nulla. Quindi riuscire a far convivere tante etnie è veramente un qualcosa di difficilissimo. E spesso i nostri colleghi ci riescono semplicemente perché tanta passione e professionalità è zero. Quindi è dura, però il nostro lavoro darà anche tante soddisfazioni, perché poi il nostro corpo è composto comunque da persone con tanta umanità, e spesso a volte basta parlare o sapere ascoltare o cercare di capire, e così porti a casa. L'ascolto è fondamentale, ripeto. Io sono orgoglioso di farne parte, perché è un corpo che ha sempre lavorato con serietà, professionalità, nel rispetto, voglio ricordarlo, della 27 della Costituzione. Perché in giro si legge e si ascolta tanto, però non tutti sanno realmente quello che è il nostro lavoro. Quindi Antonio, visto è tosto, è tosto, ma sai, io di lavori semplici ancora li devo conoscere, soprattutto i lavori che hanno a che fare con l'essere umano. Cioè, se tu fossi lì, se il tuo lavoro fosse quello di, usando una chiave inglese, di girare un dado, un bullone, qua quando si ha a che fare con i cristiani... Ognuno ha il suo, certo, assolutamente. Certo, senti, da quando tu sei impegnato col sottosegretario, perciò quasi quando andiamo per i 4 anni, giusto? No? Sì, da inizio legislatura. Quanti successi, quanta attenzione è stata data appunto al tuo corpo, al tuo lavoro? Con me, no, con questo argomento con me non sfondi una porta a un portone. Io credo che l'attenzione data al nostro corpo, diciamo al mondo carcere, di conseguenza al nostro corpo, sia veramente immensa, perché per questo non parlano i dati, no, le chiacchiere. È stata data attenzione a quello che è il trattamento, è stata data attenzione. Parlo di trattamento perché poi spesso la sinistra attacca, no, sul discorso del trattamento, perché voglio ricordare ai soliti soloni che questo governo ha azzerato le carenze delle piante organiche dei funzionari giuridici pedagogici, ha assunto e comunque lavorano all'interno dei servizi penitenziari tanti psichiatrici, tanti assistenti sociali, quindi veramente psicologi, veramente hanno fatto assunzioni non straordinarie, di più. Poi concentrandoci sul nostro corpo, noi l'abbiamo detto e lo diciamo da un po', voglio ricordare che le assunzioni di polizia penitenziaria arrivano quasi a 15.000 in 3 anni e mezzo, con circa 6.000 sono andati in pensione. Sono numeri importanti, ma sono numeri che ancora non bastano per comunque chiudere il cerchio. Voglio ricordare che c'è in atto un concorso di ulteriore 3.500 unità circa di polizia penitenziaria, ci sono
in atto dei corsi di formazione, uno è terminato di recente, settimana scorsa, di 1430 allievi e altri 450 ne partono all'8 giugno e ulteriori ad ottobre, quindi ci sarà un innesto negli studi penitenziari entro i primi mesi del 2027 di circa 3.500 unità. Quindi diciamo poco possiamo dire a questo governo rispetto a quelle che sono state le assunzioni, perché veramente poi voglio ricordare che comunque parlando direttamente di polizia penitenziaria sono state create delle specificità del corpo, è stato creato il GIO, il GIR, veramente sono state fatte tante cose e ripeto, è in via sperimentale la bodycam, che per me è fondamentale, perché spesso veniamo accusati di cose inesistenti proprio a causa di assenza di telecamere all'interno delle celle, no? Perché tu spesso entri a fare qualche operazione, ma anche una semplice perquisizione o una battitura dell'inferiore, il detenuto si può inventare da qualsiasi e vatti a difendere, perché comunque non c'erano telecamere che possono testimoniare a tuo favore. Invece la bodycam per me è qualcosa di estremamente positivo, perché comunque tutela assolutamente il poliziotto e perché no, tutela anche la popolazione detenuta, perché è stato fatto questo, quello, altro. Quindi ripeto, in maniera estremamente positiva questo governo ha tantissimo su quello che è il nostro mondo, perché poi Mimmo, tu mi insegni che la cosa fondamentale sono i numeri, perché le chiacchiere le fanno tutte, i numeri ti fanno cambiare passo. Ma più che i numeri, i fatti, Antonio. Prima, Mimmo, sì, no, come dicevo già prima, ciò non significa che il quadro è completo. È stato fatto un ottimo lavoro e ancora tanto si deve fare per chiudere il cerchio, e ne sono certo che in quest'ultimo anno di legislatura il governo certamente farà altro, perché voglio ricordare che c'è in previsione anche un'assunzione straordinaria. È l'unico corpo che si è visto attribuire un'assunzione straordinaria di personale, il corpo di polizia penitenziaria. Certo. Antonio, vuoi dare i tuoi riferimenti ai tuoi colleghi, a quelli che non hanno il tuo riferimento, perché se hanno qualche domanda da fare riguardo a nuovi concorsi, a cambi di attività, insomma, perché uno è vero che diventa agente della penitenziaria, finisce a sezione, ma se vuole può anche diventare un poliziotto penitenziario a cavallo, può diventare un esperto cinofilo, può diventare... ci sono tante specializzazioni nel nostro corpo e questo, ripeto, è grazie a questo governo, che è stata una specializzazione completamente diversa rispetto al passato, ma questo poi è sinonimo di attenzione. Possono contattarmi su Instagram, Antonio Fellone, su Facebook, sono presente su tutti i social, TikTok, quindi la verità a me fa piacere perché in tantissimi mi scrivono. A volte non riesco a rispondere a tutti perché sono veramente tanti, però cerco nel mio piccolo, quando ho quei 10 minuti da poter dedicare ai social, di cercare di rispondere alla stragrande maggioranza che ti chiede qualsiasi tipo di informazione, dal corso di formazione a concorsi per avanzamento e altro. Poi Mimmo, per il discorso di prima che tu mi hai chiesto cosa è stato fatto, voglio ricordare che comunque sono stati fatti dei concorsi e quindi sono arrivati nuovi funzionari, quindi commissari poi diventati commissari capo, sono stati fatti dei concorsi da ispettore, altri ne usciranno a breve, sono arrivati tanti sovrintendenti. Diciamo che, ripeto, come dicevo prima, il lavoro è stato veramente grande, ma tanto ancora si deve fare e sono certo che comunque entro la chiusura della legislatura altro ancora si farà. Quindi lo dico ai colleghi che ci ascoltano, fiducioso, e soprattutto mi raccomando, quando sarà cerchiamo di confermare un governo di centrodestra, perché comunque hanno dimostrato con i fatti di tenere realmente alle forze di polizia e non ci mettono sotto attacco nel quotidiano come magari fa qualcun altro. Certo. Tanto io tutto quello che tu dovevi dire te l'ho fatto dire, no? Giusto appunto.
Cosa pensi di poter continuare ancora o il collegamento ora sì? Perché sento il problema è che ora guarda, cominciano i bello della tunnel. diretta. Sì, arrivando verso Bologna e qui sono tutte gallerie, quindi Vabbè, sono gli dai, Appennini, quindi sicuramente andrà via linea. Quindi mi farebbe piacere salutare in maniera giusta, non. Quindi Mimmo, io intanto ti ringrazio sempre di tanto per che? tutto quello che fai, Figurati, tanto perché mo anche il tuo contributo è... fra un Sì. po' arriverà l'altro co-conduttore. Ah, bene, me lo Sì, saluti sì, sì, tanto, ripeto, ringrazio te per tutto quello che fai da ormai 8 anni, che dai voce comunque a un corpo di serie A, come dico io. Polizia, poi ringrazio la regia, Radio Libertà, saluto a tutti, ci vediamo. Vabbè, dai, buon viaggio Antonio. Come dico sempre, buona giornata a tutti, come dico sempre, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP e buona continuazione di trasmissione. Grazie Antonio, grazie Antonio Fellone che è il mio co-conduttore di questa trasmissione ormai da 8 anni, ragazzi. Poi, ma noi non molliamo mai, poi non ci lasciamo mai andare, insomma, anche a momenti di difficoltà noi siamo sempre qua avanti, e siamo sempre pronti e non molliamo mai. Se voi ci volete dare una mano, e questo voi è riferito a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori della radio, potete sempre prendere e mettere la mano al cuore e l'altra al portafoglio e fare qualche donazione appunto alla radio, perché la radio ha sempre bisogno, perché noi non siamo come Radio Radicale che piglia un botto di soldi di finanziamento pubblico, qua di soldi ne arrivano pochi, insomma. Cioè, se volete potete anche chiamando la regia, volendo potete chiamare anche lo 02 92 94 72 22. Ve lo ripeto più piano: 02 92 94 72 22. Questo è il numero per le chiamate in diretta. Se voi componete questo numero, appunto volendo, potete intervenire in diretta sulle trasmissioni che state ascoltando, però volendo, se siete timidi, potete chiamare ugualmente e chiedere alla regia i riferimenti per fare i versamenti. Per esempio, ora siamo in epoca di dichiarazione dei redditi. Io ogni giorno dalla cassetta della posta tiro fuori cofane di buste, di lettere di varie associazioni che appunto in pratica chiedono chi il 5 per 1000, chi l'8, chiedono appunto quelli che sono gli aiuti che si possono appunto dare in sede di dichiarazione dei redditi, che non vi costano nulla. No? L'unica cosa che vi costa è quella appunto di apporre il codice fiscale dell'associazione a cui intendete fare questo versamento, e anche la Chiesa Cattolica o meno, insomma. E volendo appunto potete dare un aiuto concreto, perché a noi ogni aiuto è necessario, ogni aiuto è ben accetto. Mi dice la regista Natalia che appunto abbiamo già un'ascoltatrice, vediamo se vuole donarci qualche milione di euro. Prego, buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Paolo da Gorizia. Paolo da Gorizia, quanti milioni di euro vuoi regalare alla radio tu? Allora, io avrei quei 10.000, 20.000 milioni di euro da regalare, se vi piace. Ne parleremo. Dove bisogna venire a prenderli, Paolo? Dimmi dove ci sono, dove sono, dimmi che arrivo. Mi prendo questo impegno io per la radio. Magari averceli ve li darei volentieri, veramente, perché ve li meritate, averceli. Allora, prego. Allora, io sono una richiesta, ecco. Sarei un po' incuriosito dalla vostra esperienza professionale. Sì. Cosa ne pensate? So che non siamo in tema odierno, però magari ne potete affrontare un'altra volta quando vi sentite, se lo ritenete interessante. Il trattamento dei criminali psichiatrici nelle galere italiane. Se secondo voi è adeguato, se c'è qualcosa da cambiare, se sarebbe il caso di creare delle strutture di nuovo tipo. Ecco, un po' la vostra opinione. In base alla vostra... Non siete dei politici, però
avete una grande esperienza, ecco, Sì. da gente che combatte sul campo. Tutto qua. Paolo, Se vi interessa l'argomento, ti posso fare una domanda in diretta? Tu della legge certo. Basaglia, quella che ha abolito i manicomi in Italia, cosa ne pensi? Perché Basaglia... Penso che l'idea era buona, ma è stata applicata malissimo. Perché un conto è liberare pazienti che sono integrabili, è un conto liberare pazienti che sono per loro natura violenti e pericolosi. Sono due cose distinte, secondo me. Certo. Ecco, questo è il mio pensiero sintetico. Però ecco, un'altra domanda. Paolo, un'altra domanda, ma se si potessero riaprire dei manicomi in Italia, ma in maniera appunto corretta, cioè, e non come venivano, una volta venivano usati per buttarci dentro la gente e farla morire in manicomio, per questioni di interesse tante volte, tu cosa ne penseresti? Saresti per una parziale riapertura o no? Assolutamente sì. Nella maniera corretta sì, anche perché vedo, allora io vengo da Gorizia, no? Sì. Dove di fatto è nata la legge Basaglia, certo. Di fatto, no? Perché da Gorizia poi si è trasferita a Trieste, e da lì da Trieste si è trasferita in Cittadino. Però, quindi dovrei essere, cioè ci mancherebbe altro, sono sicuramente, ritengo sia stato un passo avanti nel trattamento degli psichiatrici. Però ritengo che ci siano dei casi, non dico irrecuperabili, ma che richiedono un'attenzione maggiore. Tutto qua, un'attenzione maggiore. E un'attenzione maggiore non vuol dire chiudere le chiave, vuol dire presumibilmente fornire una struttura adeguata che possa dare, quello che vedo che manca al giorno adesso, manca l'assistenza personale, la pulizia, una casa dove vivere, qualcuno che cucini qualcosa di sano. Molte volte queste persone sono abbandonate in città, in appartamenti fatiscenti, trattati male dal personale perché per motivi vari non riesce a dare le giuste cure, trattati in maniera saltuaria, dove molte volte sono loro stessi che si presentano se ne hanno voglia a fare dei trattamenti, altre volte non si presentano più. Io vedo molto disordine e questo non va al loro vantaggio, non va al vantaggio del paziente, voglio dire che è, penso, la cosa a cui noi dobbiamo focalizzare il pensiero, no? Certo, è l'impegno, perché appunto quando si ha a che fare con le persone, soprattutto con persone deboli, perché chi appunto ha malattie o problematiche mentali sono persone deboli, invece per queste persone va usata la maggiore attenzione, la maggiore passione, perché queste sono situazioni che hanno bisogno di dedizione, di professionalità e poi anche di passione. Ultimamente invece stiamo diventando un po' aridi tutti quanti, ce ne sbattiamo un po' tutti. Magari se avete voglia, magari dedicate una puntata speciale, ecco, sì. Per una Grazie Paolo da Gorizia, grazie, sicuramente io penso sia interessante. Grazie Paolo, sì, grazie ancora. Mi dice la regista, la splendida regista Natalia, che si piglia sempre un sacco di complimenti da Antonio Fellone, che è con noi anche l'altro co-conduttore. Buongiorno, co-conduttore, da dove chiami? Buongiorno, sono Gianni da Genova. Ce l'hai le dentiere o te le sei giocate? Ho perso i pinoli nel pesto. Porca miseria, come facciamo? Senti, ma tu in quale manicomio eri ristretto? In quale manicomio stavi? Da dove sei fuggito? Da Foggia, Mimmo. Ma madonna mia, Foggia è terribile. Abbiamo appena finito di parlare con Paolo da Gorizia, che appunto ci ha detto che lui pensava che l'argomento che lui ha toccato non fosse adatto a questa trasmissione. Invece no, questo argomento, caro Paolo da Gorizia, è molto adatto a questa trasmissione, perché è una trasmissione che noi facciamo appunto in collaborazione con il SINAPE, che è un sindacato della Polizia Penitenziaria, ha sempre anzi ancora oggi ha avuto parecchia attinenza con quelle che sono le problematiche psichiatriche,
perché appresso alla chiusura dei manicomi operata grazie all'impegno di Basaglia, no? C'è stata poco tempo fa la chiusura appunto degli OPG, che sono gli ospedali psichiatrici giudiziari. Che cosa è successo? Che tutta quella valanga di malati psichiatrici veri... Ma Mimmo, il problema non è questo. Comunque volevo dirti una curiosità prima. Tu lo sapevi che Foggia è la città più grande del centro-sud, eccetto Roma, che non affaccia sul mare? Perché se a Foggia ci fosse l'Umer sarebbe una piccola Ber, giusto? No, è una curiosità. No, quella era Milano. Era Milano che dice se a Milano ci fosse l'Umer. No, se Parigi teneva l'Umer, gli è una piccola Ber. No, anche su Milano era uscita fuori la stessa frase. Parigi era la cosa originariamente. Comunque agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Libertà hanno capito che la nostra trasmissione è quella fatta dagli elementi più disturbati mentalmente che possano esistere. Mi piacerebbe, Mimo, ma c'è di peggio. C'è anche gente che siede al Parlamento che è bella disturbata e ci supera. Mi piacerebbe che fosse così, invece ci supera. Ma non fanno la radio. Non fanno la radio. No, c'è gente che viene, c'è gente che fa la trasmissione e cambia partito. È vero. Hai capito? Ravetta di qua, ravetta di là. Ma quella che io non ho fatto nomi, ho solo detto che c'è gente molto più disturbata di noi. O sono più paraculi, perché diciamolo chiaramente, la Ravetto è passata da Forza Italia alla Lega e mi passa da Vannacci. Strano che non abbia fatto una deviazione per Fratelli d'Italia prima, perché... Ma magari ci passerà. Sarebbe bello comunque che venisse candidata gente che ha la tessera della Lega da anni, non chi usa i partiti come i taxi. Però queste non sono cose che decidiamo io, Mimmo, o la nostra Natale, sono cose che decide la segreteria federale. Però fare attenzione magari, perché è un peccato, così si disperde il voto della Lega e si disperde l'attenzione che l'attenzione che i cittadini vorrebbero e che ripongono. Federico, ma più che disperdere il voto della Lega, tu disperdi quello che è un patrimonio di umanità e un patrimonio anche di pragmatismo che prima la Lega rappresentava, perché se alla fine la Lega diventa un mezzo per arrivare a farsi i beati cazzi propri, perché la Ravetto questo ha fatto in tutta la sua esistenza, quattro volte che è eletta, e quella sono sempre fatti i fatti suoi, insomma. Però appunto non è, cioè noi non abbiamo questo compito. Il nostro compito... poi diventiamo la brutta coppa di Forza Italia, perché Forza Italia esiste per questo. Cioè, la Lega dovrebbe essere un'altra cosa. Sì, solo che Forza Italia è stata creata da un uomo che mi è passato a miglior vita, che ha creato Mediaset, che è un qualcosina di più, dai. Ha dato... Sì, che aveva fatto un partito patronale dove metteva le sue amiche per le varie capacità che dimostravano. Sì, ma a parte le capacità o anche le cuginanze, comunque Mediaset è un posto che dà da lavorare a tanta gente, insomma. Sì, vabbè, tanti stipendi, legge come tutte le altre aziende in Italia, non fare legge ad personam per 20 anni. E quello bisogna ringraziare Maurizio Gasparri. Maurizio Gasparri è un altro che... Anche i governi di sinistra, perché Massimo D'Alema, Bersani, erano tutti amici di Berlusconi alla fine, mai nessuno si è sognato di toccare l'azienda che pur trasmetteva da delle frequenze abusive. Visto che noi parliamo di legge Bolkestein, di concessioni qua e là, c'era Rete 4 che trasmetteva abusivamente da una concessione che era di Europa 7, questo va detto, Mimmo. Però nessun governo, di destra o di sinistra, si è mai sognato di fare applicare la legge. C'è un imprenditore che è fallito e che ha chiesto 200 milioni di risarcimento alla Repubblica Italiana e che gli ha dovuto corrispondere. Mi auguro, almeno per sentenza, la sentenza di risarcimento è stata fatta, mi auguro che venga corrisposto, perché questo signore aveva tutte le carte in regola, aveva tutti i permessi in regola e non poteva trasmettere perché c'era Rete 4 che occupava abusivamente la sua banda di trasmissione. Queste sono cose che vanno dette. Ma noi dalla nostra radio, non proprio il venerdì nella trasmissione appunto dedicata alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria, noi tante volte abbiamo scoperchiato coperchi, come i 9 miliardi dati alla famiglia Benetton dopo che non avevano fatto il dovuto giusto mantenimento al ponte Morandi, che ha prodotto la morte di 43 persone. Quella è una cosa che noi abbiamo denunciato, come abbiamo denunciato altre cose, altri misfatti, insomma. Noi d'altronde siamo una radio piccola, la nostra trasmissione è una trasmissione ancora più piccola, però noi siamo traballante. Ma noi siamo 25, io con questi sono 25 anni che siamo sempre qua attraverso questi microfoni. Però perdoni la rabbia di una persona che era giovane, perché ormai a settembre faccio 37 anni,
che ha sprecato, insomma, ha visto sprecati più di 20 anni della sua vita dietro a un imprenditore di Arcore che ha usato lo Stato per farsi i cavoli propri. Sì, perché tu l'hai pure votato. Tu l'hai pure votato, è questo. È vero, ero ubriaco e l'ho votato, mi vergogno, ma almeno io ho il coraggio di dirlo. Certo. Questo va detto, mi dispiace, ma questo va detto. E se il paese è ridotto così è anche per buona parte merito di Silvio Berlusconi. Perché ci siamo tutti... però ecco, ci dobbiamo interrompere perché c'è la pausa pubblicitaria adesso. Resta con noi, Federico, non te ne andare. Pubblicità. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, siamo sempre nello spazio più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. È sempre Radio Libertà, è sempre lo 02 92 94 72 22 è il numero per le chiamate in diretta. Chi vuole può chiamare in diretta e parlare senza filtri e né censure. E noi proprio applichiamo questo criterio, non facciamo come altri che dicono che vi fanno parlare senza filtri né censure, poi invece cavolo, non è vero niente. Federico, sì. Stavamo dicendo appunto di tante mancanze chi ha governato questo paese, chi ha avuto in mano le leve di potere del governo, ha pensato più ai cavoli suoi che a fare fatti, no? Sì. E perciò, confermo. E noi appunto siamo le vittime, perché praticamente... Sia da una parte che dall'altra, perché poi c'era un'intera coalizione di sinistra invece che era il partito di De Benedetti, faceva tutte le cose che seguivano De Benedetti, quella è la cosa grave, no? Io di De Benedetti mi ricordo la prima cosa che fece negli anni '80, giù di lì, quando furono imposti agli uffici postali tutti i macchinari Olivetti. Che e anche i dipendenti Olivetti, perché lui la chiuse, lui fece un disastro. De Benedetti è il remida della cacca, così lo compro, perché ogni cosa che tocca fallisce o insomma è da buttare via. E lui comprò l'Olivetti, che era l'avanguardia nei computer, in tutto, microprocessori, cioè poteva essere davvero l'IBM, la Apple del mondo, e invece le sue capacità manageriali l'hanno trasformato in un'azienda decotta che, nonostante tutti i soldi che vengono dallo Stato, è fallita in 4,48. Ma anche perché sono stati imposti agli uffici postali dove c'erano impiegati postali che non c'erano manco la quinta alimentare. Non era questo il problema, no. È l'avarizia di certe persone, da cui l'ingegnere svizzero, signor De Benedetti, che... Anche lui svizzero? C'ha qualcosa in comune con l'attuale segretario del PD. Sì, molto in comune, hanno anche la religione in comune, però pensare male si fa peccato, ma si fa sempre bene. Non diceva così il divino Giulio, Sì, così diceva, a far male si fa peccato, ma si fa sempre bene. Si indovina sempre. Con la complicità della sinistra ha reso povera
tanta gente, ha creato tanti buchi che poi lo Stato ha dovuto ripianare. Questo ha capito. Uno dice, beh, almeno voto dall'altra parte, così quelli non fanno gli interessi di Berlusconi, peggio ancora. Quelli di Benedetti, Veneto e Agnelli hanno fatto sempre gli interessi di queste tre famiglie, e questa è l'Italia purtroppo, quindi non c'è salvezza. Sì, se non da noi, cioè l'unica salvezza dipende da ognuno di noi, da ogni singolo cittadino, da ogni singolo abitante del nostro paese, sia appunto nato in Italia che arrivato attraverso sponde fluviali o marittime, poi appunto chi vive in Italia, chi vive e vegeta in Italia dovrebbe avere questa capacità di prendere e pretendere quelli che sono i diritti assieme ai doveri. Però appunto come dicevamo prima con Paolo da Gorizia, il problema appunto è che lui diceva che è stato un bene quello di chiudere i manicomi ai tempi di Basaglia, però appunto in pratica avrebbero dovuto essere, sarebbe stata necessaria un'altra soluzione un pochino più diciamo attenta, accorta, perché sicuramente in passato c'erano stati manicomi che venivano usati come posti dove buttarci dentro le persone per rubargli eredità o far del male, insomma, cos'è. Adesso praticamente con la chiusura dei manicomi abbiamo avuto tanta povera gente che sta male proprio col cervello, che si è ritrovata a essere sola e si è ritrovata a totale carico delle famiglie. Saltando appunto dalle questioni, dalle famiglie normali, saltando appunto dai malati cosiddetti normali, malati di mente normali, andiamo a parlare di quelli che sono finiti nelle patrie galere italiane. Noi abbiamo le patrie galere italiane che sono stracolme di persone che hanno problematiche psichiatriche. E che è successo? Che c'è stato un altro sapientone che ha chiesto la chiusura e l'ha ottenuta, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Noi l'abbiamo già detto diverse volte chi è stato questo sapientone, me lo ricordi Federico? Sì, il senatore che è stato anche sindaco di Roma, nonché tuo Marino, sì, lui è stato anche coinquilino mio, il senatore Marino. Eravate nella stessa casa, stavate? Sì, stavamo proprio nello stesso civico. Era un civico che conteneva assai famiglie e fra i tanti ci stava anche lui. Infatti io ogni volta che lo incrociavo mi sembrava una faccia conosciuta, dopo un po' appunto ho collegato la cosa. E questo appunto era un medico che lavorava al San Raffaele, eppure al San Raffaele non raccolse molta simpatia, diciamo così, fra dei suoi stessi colleghi. Poi appunto è diventato sindaco di Roma e ha fatto quel che ha fatto, perché il PD è riuscito anche a farsi desindacare, come si dice così, delocalizzare dal suo stesso partito, e poi è sparito, no? Salvo ritornare ogni tanto, qualche volta, io l'ho rivisto tempo fa in qualche trasmissione televisiva. Ecco, però appunto lui ha combinato questo disastro, perché in pratica prima... Mimmo, c'era il governo tecnico che Forza Italia appoggiava, ricordiamo, perché a Berlusconi faceva comodo. Era durante il governo Monti che è successo tutto questo. Facciamo nome e cognomi, diciamo, perché questa cosa è porcata qua, ecco perché è sottoscritto tanto incazzato con Forza Italia, non solo per questo, ma per oltre 20 anni di porcate anche per queste cose qua. Quelli, pur di conservarsi al potere, erano pronti di fare questo e quest'altro. Ora c'è la figlia di Berlusconi che sogna di farlo ancora. No, ma ha detto di no, ha detto che non è vero. Ha cambiato idea, meno male, perché c'è bastato il padre. E vabbè, certo è che il problema appunto è questo, ritornando in quello che è l'alveo della nostra trasmissione quotidiana. Noi abbiamo gli agenti, donne e uomini della polizia penitenziaria, che si ritrovano appunto a svolgere un lavoro con quasi 65.000 detenuti, molti dei quali di questi con 63.000, Mimmo. 63.000. Sì. Se è diminuito da una settimana all'altra? No, erano 61 e sono diventati 63. Perché io ogni tanto mi documento sui vari... No, a volte scappano cifre, come sono 34.000 uomini e donne della polizia penitenziaria, che nonostante non aumentano, restano sempre quelli. Va anche detta una nota negativa, che nonostante le assunzioni di agenti assistenti, il numero di agenti assistenti è in continuo calo da anni,
e invece continua a aumentare quello di sottufficiali, e questo va a creare profonde disfunzionalità al funzionamento delle carceri, perché non è come la Guardia di Finanza e i Carabinieri che c'è un forte bisogno di sottufficiali, qua la necessità di donne e uomini che vanno a lavorare nelle sezioni in prima linea. Invece, continuando ad assumere tanti sottufficiali, si va a creare uno sbilancio e con tutti i problemi del caso. Anche perché sottufficiali quello che fa la gente semplice non lo fa, giusto? No, assolutamente no, cura gli atti, fa mansioni prettamente d'ufficio, sono pochissimi sottufficiali che lavorano in prima linea, e questo va a creare un problema perché, insomma, formando quadri quando servono operai, ecco, alla fine, se invece di assumere gli operai assumi i quadri, per carità è una cosa buona, però arriva un certo punto in cui le macchine chi le monta se non assumi gli operai? E siamo arrivati a questo punto. E dopo fanno gli agenti robot. Sono talmente male che quando arrivano in catena di montaggio prendono e scappano. Questi parlo di operai della polizia penitenziaria. Una valanga di dimissioni, perché in molte carceri la situazione è a dir poco oscena, e quindi si va ancora a aggravare questo sbilancio. Sì, forse stavano pensando di sostituire appunto le donne e gli uomini con gli agenti poliziotto robot. Non li avevamo letti da qualche parte che in qualche paese, in qualche nazione straniera già hanno messo appunto, hanno dei cani robot che fanno... A Singapore, Mimmo, sì? E anche in Corea del Sud. In Corea del Sud hanno sperimentato in carcere, però oltre a leggere questo non ho più saputo nulla di come è andata la sperimentazione. So che è terminata, forse pure il robottino si è suicidato perché non ce la faceva più. Vabbè, senti, con Antonio Fellone con noi è stato con noi all'inizio trasmissione, perché poi appunto sta in treno, alla fine la ricezione era scadente e ci siamo dovuti salutare. E lui appunto ha fatto l'elenco delle cose che in 4 anni di questo governo voi della penitenziaria siete riusciti ad ottenere. Non abbiamo fatto in tempo a parlare di quelli che invece sono i problemi che continuano a esserci quotidianamente. A te ti risulta qualcosa? Sì. Vabbè, i problemi continuano, c'è il disastro resta, perché comunque quello che ho sempre denunciato è che si continua a utilizzare mezzi ordinari per affrontare l'unica emergenza del paese che non viene affrontata, cioè l'emergenza dei carceri. Sono da 30 anni che va avanti, se non di più. In questo paese si commissaria l'INPS, l'INAIL, comuni, regioni, aziende, banche, proprietà russe, proprietà ucraine, chi ne ha più ne metta. L'unica cosa che non si commissaria è l'unica emergenza, le carceri. E quindi si continua a far finta che il problema non esista. No, non è vero, hanno commissariato, Federico, non è vero, c'è stato uno che è stato nominato commissario all'edilizia. Però appunto per creare una struttura edilizia ci vogliono anni, mica lo possono fare dalla mattina alla sera. No, il problema non è l'edilizia, il problema è proprio l'organizzazione che è fatiscente, e è un'organizzazione che non funziona e che andava affrontata di petto con mezzi straordinari. Questo non è stato fatto. Purtroppo c'è stato un signore che è stato nominato capo vicario del DAP, Luigi Pagano, che ha creato il sistema che ha portato allo sfascio dei carceri nel 2010 all'incirca 2012, è stato per tanti anni. Tra l'altro lui si è inventato la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha portato di fatto allo sfascio totale del sistema, unito all'austerità dei governi di sinistra. Oltre a finire sulla sanità, questo non se lo dice nessun governo, ha detto più sulla sanità che i governi Letta e Renzi, ricordiamolo, visto che Renzi va in giro a mettere i manifesti nelle stazioni dicendo quando c'era Giorgia i treni arrivavano in ritardo. Quando c'era Renzi ha creato il disastro che non si può curare, perché queste cose vengono da lontano, è meglio ricordarle. E oltre a fare questo hanno tagliato tanti, non assumevano per niente, zero proprio, questo governo almeno il turnover lo copre, non assumevano le forze dell'ordine, quindi si sono create voragini di personale, non solo di personale, anche di capacità, perché non assumendo nessuno, poi all'improvviso riassumendo non c'è nessuno che va a insegnare il lavoro a quelli più giovani. E quella è una cosa pesante, perché quando un giovane si ritrova appena assunto in una sezione con tutta una sorta di criminali delinquenti abituati appunto a ogni espediente per poter fottere il prossimo,
questi praticamente diventano degli zimbelli in mano ai detenuti, cioè i giovani, sì. i nuovi agenti veramente che fanno lì dentro? Veramente diventano degli apri e chiudi porte, insomma. Sì. Sarebbe meglio mettessero un meccanismo automatico per cui appunto uno entra in cella e le porte si chiudono da sé, che era questo il disegno che aveva previsto addirittura il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che in pratica prevedeva nelle galere come le vedeva lui, dove non ci deve essere proprio contatto appunto fra detenuto e detenente. Però mi dice la regista che abbiamo una chiamata, perciò diamo voce agli nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei e da dove chiami? Buongiorno, sono Carmen e ho fatto parte del personale di polizia penitenziaria. Lei chiama chiaramente da Belluno, sentendo il suo accento. Dal Veneto. Veneto. Ho capito. Prego. Niente, volevo aggiungere qualcosa su quella che è un punto dolente, che è la formazione. Io sono contenta che hanno fatto tantissime assunzioni, tutti felici, tutti contenti, ma comunque ci sono problemi proprio su quello che riguarda la formazione. 4 mesi non sono niente, perché dopo questi giovani si trovano ad imparare sulla propria pelle il lavoro che devono svolgere. Questo è come allora, come ho imparato io, così vedo che non è cambiato niente. Quelli che forse che hanno qualcosa di positivo sono i ragazzi che hanno dietro o genitori che li hanno mandati, o sindacalisti, o chi più ne ha più ne metta, e con questo non vorrei aggiungere altro. E quindi quando Federico pure diceva persone che vanno via o personale che va via, è logico, perché si trova ad affrontare un lavoro che è diverso forse da quello che in 4 mesi hanno potuto imparare a scuola. E io vorrei dire a tutti i ragazzi di oggi che la formazione del personale di polizia penitenziaria è una formazione continua che deve essere fatta anche a spese proprie e non solo a quella ministeriale, se si vuole ben lavorare e affrontare il lavoro che si troveranno a svolgere. Mi dispiace, ma sulla formazione ultima io non sono molto d'accordo, sui 4 mesi che hanno fatto i ragazzi, eccetera. Sai cos'è? È venuta fuori la cosa ultimamente che praticamente chi è stato trasferito ultimamente dovrà appunto aspettare 4 mesi in più, perché dovrà trasmettere ai giovani che arrivano il loro sapere, le loro... Questo lo potevano fare pure prima di mandare il personale in pensione, fare un trade union tra il personale che andava via e quello che arrivava, se loro volevano fare questo. È vero, anche questa è una cosa da considerare, secondo me. Non c'era nemmeno bisogno, secondo me, di trasformarla in una regola attuativa, era una cosa che andava fatta proprio per una questione proprio di ovvietà. Evidentemente ormai siamo arrivati in Italia in un momento in cui l'ovvio non è più cosa, insomma. E poi sostanzialmente, perché sai che c'è? C'hai tu in mano le chiavi della sezione, visto che parliamo di carceri, di celle, di cancelli, cose. Quando dicono ce l'hai tu in mano le chiavi del carcere, te sono cavoli tuoi. Il problema è che c'è proprio una disaffezione nei confronti di quello. Purtroppo devo dirlo, non per tutti, per alcuni che sono schermati non è così, per i poveri disgraziati che lavorano e non hanno nessuno dietro la situazione è diversa. Mi dispiace, non c'è oggi Filone, ma penso che mi ascolta, spero che mi ascolta, perché questo è il mio pensiero. Un pensiero di una che è stata 35 anni nelle patrie galere e che con l'aiuto della formazione anche propria è stato positivo. Però anche quando sono arrivata io, che ero vigilatrice penitenziaria e poi sono passata in polizia penitenziaria non facendo l'opzione per i tribunali e gli uffici, quindi la mia è stata una scelta, perché potevo fare l'impiegata invece di lavorare nelle carceri. E purtroppo oggi con una popolazione detenuta che si devono avere tante conoscenze per poter lavorare con la popolazione detenuta. Devi conoscere la lingua, devi capire che cos'è un reato, e adesso con questa multiculturalità devi conoscere anche la provenienza e quindi la cultura di quelle persone.
per poter lavorare, troppe cose, non fai altro che gestire eventi critici. Troppe cose bisognerebbe imparare, cara Carmela. Sentiamo cosa ne dice Federico. Federico, cosa hai da dire tu a questa ascoltatrice? No, concordo, perché poi il grave è che negli ultimi anni si sono moltiplicate le cosiddette specialità, cioè gente che viene assunta dalla polizia penitenziaria ma non vede un carcere manco col binocolo, perché va a finire chi in tribunale, chi nella DDA, chi nel GIO, sono talmente tante che chi nel nucleo della polizia penitenziaria presso la protezione civile nazionale, ma sono talmente tante che davvero potrei non finire la lista. E c'è tanta gente, io conosco persone che per 30 anni hanno lavorato in tribunale senza mai passare da un carcere. Se è normale questo, non lo so, me lo spiegherà qualcun altro. La vergogna delle vergogne, e poi mi taccio, la polizia penitenziaria è una squadra sportiva dilettantistica che si chiama Astrea, è un unicum tra tutte le forze armate dell'ordine, e da quello che mi giunge voce, il personale che gioca a calcio, ecco, pagato dalla polizia penitenziaria, diventa un sottufficiale. Forse è normale, un corpo che è emergente su emergenze. Ma la cosa più grave è questa, che per anni e anni e anni ora si sta mettendo una pezza. L'intera dirigenza dell'amministrazione penitenziaria era formata da persone che non avevano mai visto un carcere in vita loro, se non andandosi a prendere un caffè, era personale civile che faceva carriera, diventava dirigente a volte senza nemmeno il concorso. Questo governo gli ha dato atto, per la volta ha aperto le carriere dirigenziali agli appartenenti del corpo di polizia penitenziaria, donne e uomini che hanno qualche anno di esperienza nelle carceri, sanno qual è la realtà e stanno agendo di conseguenza. Antonio, beata a te, tu è perché no? Questo insomma la sinistra ha da ridire. Federico, una cosa buona questa. Federico, ascolta, Federico, ascolta un attimino. Tu per esempio non frequenti molto i social, no? Io invece ho un telefono che è molto di sinistra, mi vengono fuori tutti i vari, mi vengono fuori tutte le varie dichiarazioni di gente che appunto grida attenzione al golpe, per il fatto che per esempio a capo della polizia penitenziaria sia stato scelto un dirigente generale che indossa la divisa. Allora la paragonano come quando negli anni 70 praticamente ogni volta che, non so, la Folgore facevano esercitazioni intorno alla caserma, venivano fuori gli articoli sull'unità, sul Paese 6 sull'avanti, di un rischio golpe, che c'erano i militari della Folgore che stavano attuando un golpe. Il peccato è che questa legge l'hanno fatta loro, la legge che prevede il completamento della dirigenza penitenziaria delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, il famoso riordino delle carriere, è un governo di sinistra. E quante cose la sinistra ha fatto? Quante cose la sinistra ha fatto e faceva cose di... Che è stato quel regista che ha detto ma qualche cosa di sinistra quando è che la fate? Chi era? Moretti. Era un grande, Nanni Moretti, non mettono da di più se ci sono o se non ci sono, e c'è Bombo, è un grande, Nanni Moretti, lo salutiamo, tra l'altro ci ascolta sempre. Io mi ricordo che una volta ero in una riunione alla sede mia Sant'Andrea della Valle, alla sede del Partito Democratico, dove parlavamo appunto di direttiva Bolkestein, ed eravamo andati lì e c'era Matteo Orfini, che in quel momento era lui il segretario del PD. E prima di me parlarono 13 rappresentanti di 13 associazioni fra Lazio e dintorni, e alla fine io parlai per ultimo. Mi rivolsi a Matteo Orfini e dice: ciao Matteo, ma un qualche cosa di sinistra in questo cazzo di partito che ci ospita oggi, ma quando la direte o quando la farete? Quello allargò le mani così, dice: c'hai ragione. Cioè questo accadeva nel 2016 mi pare, insomma. Fa conto, qualcosa di sinistra questi non la sanno proprio fare, anzi non gliene fotte proprio niente, perché se la sinistra era quella deputata a difendere gli interessi del popolo, ormai non difende più una mazza, cioè difende solo gli interessi dei soliti appunto non ricconi, ma di più dei poteri forti. E perciò se aspettiamo un cambio di rotta da questi, no. Lo so Mimmo, però a quanto sembra potrebbero vincere le elezioni tra meno di un anno, e quindi è giusto porsi il problema cosa faranno questi quando andranno al governo, se ci andranno. È giusto, insomma, immaginarmelo. Mi auguro che la dirigenza di un sindacato importante come il SINAP si ponga la domanda: che succede se è meglio farsela, visto che
ci sono tanti soggetti a cui è stato tolto l'osso al ministero, comunque al mondo penitenziario. Voi ricordate che nelle carceri girano, nel sistema carcerario ci sono tanti soldi, tanti interessi, tante amicizie, tante poltrone, e c'è qualcuno che forse è rimasto senza sedia e quindi potrebbe serbare odio e insomma la poltrona è bella, amici miei, figuratevi quelli che sono rimasti senza. Speriamo solamente che se una sostituzione ci sarà operata appunto facendo arrivare su certe poltrone gente che ha un minimo di attenzione nei confronti dei propri lavoratori, dei propri rappresentati. A proposito di attenzione, Mimmo, dobbiamo richiedere, visto che siamo alla fine, invece un po' di attenzione da parte dei nostri ascoltatori, perché questa piccola grande radio vive anche di un contributo, vive principalmente grazie al contributo importante di un partito che è la Lega per Salvini Premier. Ogni anno, da maggio fino a settembre, c'è una cosa che si chiama dichiarazione dei redditi, modello 730. Tutti noi, donne, uomini, binari e non binari, trans e non LGBT, più LGBT e Q e chi ne ha più ne metta, possono fare una cosa meravigliosa: donare 2 per 1000, non vi costa nulla, è totalmente gratuito, anonimo, alla Lega per Salvini Premier, e scrivere D come dromedario o come Domodossola o Dakar 43 D43. Scrivendo questo numero nella dichiarazione dei redditi, io la faccio sempre al computer, la precompilata, è facilissima, non vi costa nulla, però anche appena potete scriverlo, non tenete caffè. Facendo questo, buona parte dei soldini, ribadisco, che sono le vostre tasse, quindi non vi costa nulla, completamente gratuito, va proprio a sostenere questa radio, a pagare lo stipendio ai registi e ai conduttori professionisti, cioè non a me, Mimmo, ad Antonio che siamo di cani, ma gente, giornalisti seri. Qual è il numero? Qual è il numero dromedario? D come dromedario, Dakar o Domodossola, dromedario che è il cammello che ha una gobba, oppure Dakar che è la capitale del Senegal, è la fine di un meraviglioso rally, da Parigi-Dakar, oppure Domodossola che è una bellissima città del Piemonte, ok? 43. Io l'avevo detto anche io inizio trasmissione, ero stato un pochino più grezzo come al solito, no? Infatti... No, noi lo dobbiamo ricordare, ecco, forse siamo l'unica trasmissione a farlo, è una trasmissione più odiata, mi auguro che, insomma, che la gente ci ascolti, lo faccio anche perché Antonio Danna altrimenti lo devo sempre pagare io con i 200 euro sotto a biglietto, faccio pure fatica ad arrivare a fine mese, però merita anche Antonio Danna di essere retribuito per quello che gli spetta e giustamente, quindi così aiutate a retribuire, a pagare tutta la redazione, e anche chi non vedete, non sentite, come il mitico Giuseppe, che è l'anima della radio, sta sempre a scrivere le trasmissioni, aggiorna sempre il nostro sito, il nostro direttore Giovanni Sallusti, che salutiamo. Sono davvero tante persone che lavorano, per non parlare della nostra Natalia, la regista Andrea e Francesco, pure mi sembra che c'è un altro regista che si chiamano così. Sono davvero tante persone che contribuiscono a tenere questa radio accesa e meritano di essere pagate, meritano di essere anche sereni, e quindi una piccola grande voce. BioBlu è stata spenta, noi esistiamo ancora per ora, però abbiamo bisogno di voi con una cosa totalmente gratuita e anonima che non vi costa nulla. Grazie. Tranne lo sforzo di ricordarvelo e scriverlo. Grazie Federico. 43. Siamo alle 15:59, procedi nei saluti, che così facciamo. Ho finito, ho già detto quello che ho già salutato. Andate subito a fare la dichiarazione dei redditi e scrivete D43. E restate su Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato